Saul i contà a suo figlio Gionate e a tutti i suoi ufficiali che aveva destinati a morire David. Gionate, figlio di Saul, gli voleva un ben di vita a David. E gli disse così a David: mio pare Saul ha smicia di fatti fur. Cir partant, taccandi domani a buon'ore, di tigniti guardat. Va, ciateti fur une buse e sta platat. Io o partisarai con mio pari e o starai sempre da prov di lui te campagne, là che tu saras tu. I fevelerai, o vioderai cecalata al ciaf e ti tegnerai informato. Gionate fevelà un evore ben di Davide a suo pari Saul e gli disse così: il re non l'ha di peccià quinti dal suo famei David, perché che lui non la fa nulla contro di te, che anzi ti ha zovato, e un grum anche. Alla riscià della vite, alla battuzzi filisteos, e il Signore gli ha dato una grande vittoria a tutto Israele. Tu hai svioduto anche tu, e tu sei stato contento. Perché mi avresti tu insociati col sangue di un innocente, facendo morire David senza merito? Saul si lasciò persuadere delle parole di Gionate e al fare che è duramente, come che l'avere che il Signore le vive, non murerà. Allora Gionate acclamò David e il conta tutto, pont per pont. Poi lo menò di Saul e David al tornato al suo posto come prima. Intanto gli era tornato a attaccare la guerra e David si mette in campagna e il batté il Filisteos. Urmolà un pes fenomenale e io fase talonà denandi lui. Allora un spirito di Dio agli entrò dentro di Saul. Bie il cagliere sentaccia e so, con la lancia in man, e che David stava suonando la citare. Saul al ciri di inclaudà David, tor dal muro con la sua lancia, ma che l'altri al sciuva al col di Saul, che al plantà la sua lancia dal muro. David al fuì e si portà salvamente che stesse ignoto. Saul al mandai si smes ai paesi alla casa di David, che aveva che di farlo fur talindoman. Ma le femmine di David, Michal, lo mandava avvisarlo così. Se non tu scampi su noi stesse, domani tu sei un uomo lat. Michal e fase smontare David per balcone. Al partì, al fuì e si portà a salvamento. Michal e ciappa su i terafim. Io placcià sul liet e mettete al ciaveccial una streccia di pel di ciavre e lo tapponà con tune coltre. Quando Saul al mandai si mes per brincare David e disse, alle malato. Ma Saul al tornò a mandai mes per viodi di David e ur disse, portai mal contuniete dut, che lo copi. I mesi rientrarono e ve che tagliet da ciaf e ierin i terafim con la streccia di pel di ciavre. Saul gli disse a Michal, perché mi hast tu tradito in queste maniere e hast tu lasciato fuori il mio nemico perché arrivasse a portarsi a salvamento? Michal gli rispondè a Saul, perché che lui mi ha detto, o tu mi lasci sciampà, o io ti copi te. Sì che dunque David all'era fuit e gli era sciampà lontano. Alle di Samuel a rame e contadut c'è che gli aveva fatto Saul. Lui e Samuel ieri a sta a Naiot. All'erin a contà a Saul. Viot che David alle lata Naiot a rame. Saul al manda mes per brincare David. E che i sintivari un tro di profeti che stava in profetando. Con in testa Samuel. Allora il spirito di Dio gaffà in mezzo di Saul e anche loro all'erin fur di sé. All'erin a contai a Saul, che al mandatris di loro, e anche loro a scominciare a profetare. Saul al mandà un terzo grob di mes,
cataccaring a profetà anche loro. Allora il partì lui in persona per rame e arrivato al gran poggio di Secu. Al domandà la che ierin Samuel e David e risponderin. A son anaiò di rame. Allora di lì alle fin anaiò di rame. Ma spirito di Dio lo gaffa anche lui e alle indenan profetant finché non le arriva anaiò di rame. Anche lui si giava la montura e ha scominciato a variare, presente di Samuel. Poi blobava a scrot e resta così tutto il dì e tutte la notte. Di lì al ven fuori sproc. Poi se lancia Saul dal sciab dai profetis